Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. A voi la linea. E ben ritrovati sulle frequenze di Radio Libertà, questo è Chilometro Zoom, ecco, mi sono subito impapinato, avete appena ascoltato John Crusher da Shake Your Booty 1979, iniziamo sempre questa frizzantissima puntata dedicata al mondo dell'agroalimentare sulle frequenze di Radio Libertà con un pezzettone del pazzerellone del nostro amichetto Franceschino Zappa. Per presentarvi e per dare il la, il do, il re, il fa, decidete un po' voi, al nostro grandissimo, immenso, incommensurabile Antonino Danna. Come sempre io sono Lorenzo Viviani, mentre lui è... Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, anzi Chilometro Zoom, il drive time in mezzo ad agricoltura. Insieme, vai. Questo è Chilometro Zoom, il drive time in mezzo ad agricoltura, pesca e ambiente. Io sono Antonino Danna. No, stavolta ci sono andato più netto, se hai notato. Sì, devi fammelo perché ho montato il rapporto corto, invece noi dobbiamo andare di a lungo, proprio vai, tipo vai, provo insieme, vai. Pronto? Questo è io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 913 di oggi, venerdì 10 di gennaio dell'anno del Signore 2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale
serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, perché fesso chi non lo legge, perché è diventato un bellissimo giornale online. Ci troverete, lo ascolterete alle 18, ma ci trovate tutto l'archivio ovviamente dei Liberamente, il direttore responsabile Giovanni Sallusti, ci trovate gli auto da fè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole e molta altra bella roba, ladies and gentlemen. Per cui radiolibertà.net. Infine, a quali coordinate incrociamo quest'oggi? Come sempre, 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp, che dir vogliansi, oppure 0292947222 se volete telefonare quando ve lo dirà Lorenzo. Quando ve lo dico io. Ecco, diamo un saluto alla nostra castellana Sveva, che è arrivata insomma da qualche giorno qui sulle nostre magiche onde, e ovviamente al coriaceo Lorenz D'Umbria che non molla, ci supporta. Esatto. Noi siamo ovviamente i crisomicrofonati, vi ricordiamo, lo vedete alle nostre ormai spalle. No, hai detto che era legato al 2024, ormai siamo stati... Vabbè, nel 2024 comunque l'abbiamo vinto, questo è un dato di fatto. Tra l'altro pensa come siamo messi male se l'abbiamo vinto. No, scherzo, ma dai. Ah, no. Tra l'altro stasera parleremo di agricoltura e poi dopo le 18:35 vi porteremo a Mar-a-Lago e molto probabilmente nei prossimi anni anche alla Casa Bianca, perché ho parlato con Giorgio Guido Lombardi. Giorgio Guido Lombardi, per chi non lo sapesse, è il vicino di casa di Donald Trump alla Trump Tower, è un leghista, tra l'altro, e in particolare lui è uno, diciamo, degli uomini che ha più confidenza con il presidente degli Stati Uniti entrante, e quindi gli ho posto una serie di domandine, per cui stasera ascolterete quello che Giorgio Guido Lombardi mi ha cortesemente risposto, e lo ringrazio di questo. Detto ciò, caro Lorenzo, alle 17:42 minuti e 36 secondi di questa sera noi ci troviamo, diciamo così, come potremmo dire, ci troviamo un po' a piede di calcagno, no? Cominciamo la nostra trasmissione e la cominciamo, ça va sans dire, partendo chiaramente dalla rassegna stampa e partendo dai temi che riguardano il mondo dell'agricoltura e della pesca. Però io prima sì. volevo capire, perché secondo Cosa me volevo capire un po' gli sviluppi di Pier Vittorio Scimia, che sta scappando in questa puntata meravigliosa, sta avendo anche delle conseguenze abbastanza, quindi volevo essere aggiornato, perché non riesco sempre a seguire Aria Fritta, quindi Pier Vittorio volevo capire un po' come era finita. Praticamente no, il nostro Pier Vittorio nella scorsa puntata di Aria Fritta, come avete scoperto, dovete sapere che Liliana, sua figlia, ha ingaggiato questo crudelissimo, una voce terribile, un uomo che non ha assolutamente scrupoli, un uomo veramente che non ha scrupolo di nulla, pronto a qualsiasi cosa. Quest'uomo si chiama Nacha Fishball, e Nacha Fishball, questo investigatore privato, è riuscito a sgamare dove si nascondeva il nostro Pier Vittorio. A questo punto è cominciato un inseguimento, probabilmente sull'Aurelia, dalle parti delle Cinque Terre, non si sa, e in questo inseguimento, insomma, mentre Pier Vittorio scappava con la sua vettura elettrica, non diremo la marca per non fare pubblicità, e quindi non si sentiva nemmeno il rumore del motore mentre fuggiva, l'altro lo inseguiva con una Maserati biturbo, e inseguendolo con la Maserati biturbo, a un certo punto Pier Vittorio ha preso una curva in maniera troppo allegra dalle parti di Camogli ed è finito fuori strada. Non sappiamo se in un burrone o che cosa. Nella prossima puntata scoprirete che cosa è successo al povero Pier Vittorio e soprattutto scoprirete se davvero Liliana è sua figlia o se è figlia di qualcun altro dentro questa... Un insospettabile, peraltro, chi lo sa. Comunque sei veramente uno psicopatico, ma come psicopatico purtroppo dà anche le notizie. Adesso hai visto
Tutto questo preambolo, dire che c'è un bellissimo articolo che vi leggeremo anche in questa puntata, che si preannuncia frizzante, perché dobbiamo occupare questi 40 minuti e cercare di rimbalzarci, perché non abbiamo ospiti, lo diciamo chiaramente, quindi non so se qualcuno interverrà all'ultimo momento, quindi vedete che cerchiamo di rimbalzarci questa puntata, e però per parlare di un articolo che abbiamo scoperto proprio in questi ultimi minuti sulla salute mentale degli agricoltori, che ti prego di leggere, perché questo ci fa capire che non è un ambiente neanche troppo rilassato quello dell'agricoltura. Comunque, con questi dati che vi leggerà Antonino, se io li devo riflettere sul mondo della pesca, secondo me le percentuali sono ancora peggio. Vai Antonino! Allora, questo articolo è stato scritto tra l'altro dall'amico e collega Tommaso Cinquemani, che io voglio salutare. Salute mentale, gli agricoltori sono sempre più depressi. Sentite un poco qua cosa scrive l'amico Tommaso Cinquemani. La pressione psicologica sugli agricoltori è in aumento a livello globale, alimentata da incertezze economiche, isolamento sociale, rappresentazioni mediatiche spesso ostili. Ma quali sono le radici di questo malessere e come possiamo affrontarlo? Alessandra Ruberto, psicologa e responsabile del gruppo di lavoro Ambiente, Territorio, Turismo, Sport del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, offre una prospettiva su un tema che merita maggiore attenzione. A livello internazionale, studi condotti negli Stati Uniti, Australia e Irlanda hanno documentato alti tassi di depressione, ansia e suicidi tra gli agricoltori. Nel Regno Unito, l'88% degli agricoltori sotto i 40 anni considera la cattiva salute mentale la sfida più grande da affrontare. Negli Stati Uniti gli agricoltori muoiono per suicidio con un tasso quasi doppio rispetto alla popolazione generale, e nel Midwest alcune ricerche hanno rilevato che 2/3 dei produttori ha riportato disturbi d'ansia e oltre la metà ha riferito casi di depressione. Anche in Italia, nonostante il fenomeno sia meno drammatico, si registra una preoccupante tendenza verso l'alienazione e il disagio psicologico. I dati parlano di 559 suicidi tra lavoratori agricoli dal 2012 al 2017, un numero che riflette solo in parte la gravità della situazione. Il contesto sociale ed economico contribuisce a peggiorare questa crisi. Gli agricoltori affrontano costi crescenti, calo dei margini di guadagno, politiche stringenti, nonché una narrazione mediatica che spesso li rappresenta come inquinatori, anziché guardiani della terra. Senza contare poi i cambiamenti climatici che aumentano il livello di incertezza. Perché, nonostante la vicinanza alla natura, gli agricoltori soffrono di disagio mentale in misura maggiore rispetto ad altre categorie? Risponde la dottoressa Alessandra Ruberto. È vero, vivere immersi nella natura dovrebbe in teoria giovare alla salute mentale. Numerosi studi dimostrano che passare del tempo in spazi verdi e blu riduce il rischio di depressione e aumenta il senso di comunità. Tuttavia, nel caso degli agricoltori, non è l'ambiente naturale a generare disagio, ma il contesto sociale e lavorativo. Gli agricoltori spesso vivono un isolamento con poche interazioni sociali, e questo li espone maggiormente a sentimenti di solitudine. A ciò si aggiunge un forte senso di quello che potremmo definire orgoglio contadino, che spesso impedisce loro di chiedere aiuto. Come influiscono le condizioni economiche e sociali sulla salute mentale degli agricoltori? Il lavoro agricolo è percepito come meno prestigioso rispetto ad altre professioni, una percezione che si traduce in una continua svalutazione economica del loro impegno. Gli agricoltori lavorano duramente per produrre cibo, ma i margini di guadagno sono sempre più risicati. Questa situazione, unita alla mancanza di sostegno sociale e alla pressione del mercato, crea un senso di ingiustizia e frustrazione. Inoltre, le richieste del mercato, come la disponibilità di prodotti fuori stagione, generano conflitti etici e stress. Qual è la differenza tra isolamento e solitudine? La differenza tra isolamento e solitudine è sottile ma significativa. La solitudine è una condizione oggettiva, una persona può sentirsi sola anche in mezzo agli altri, perché questa sensazione dipende dal percepire una mancanza di connessione significativa con chi le sta intorno. L'isolamento invece è una condizione oggettiva legata a una reale assenza di contatti o possibilità di comunicazione con gli altri. Gli agricoltori spesso vivono entrambe le condizioni. Da un lato il loro lavoro li colloca fisicamente in ambienti lontani dai centri abitati, portandoli a una forma di isolamento geografico. Dall'altro possono
anche sentirsi non compresi o non supportati. La differenza generazionale nel modo in cui i giovani e gli agricoltori più anziani affrontano il disagio dove si trova? Esistono delle differenze importanti. Gli agricoltori più anziani tendono a essere più resilienti, ma questa resilienza li porta spesso a soffrire in silenzio e non chiedere aiuto fino ad arrivare a gesti estremi. I giovani agricoltori invece chiedono aiuto con maggiore facilità, inoltre sono più aperti all'uso della tecnologia e hanno una visione imprenditoriale dell'agricoltura che li porta a diversificare le proprie attività. Tuttavia, molti giovani figli di agricoltori cercano di allontanarsi dall'agricoltura tradizionale, vedendola come una professione poco sostenibile sia economicamente che psicologicamente. Quali sono i campanelli d'allarme per riconoscere un disagio psicologico tra gli agricoltori? Adesso, senza fare, però, ora volevo fare un'osservazione, stai facendo un trattato, diciamo, lo sto leggendo, tra l'altro la fonte è agronotizie.it, salutiamo anche i colleghi. E cosa molto interessante, però volevo Prego. Assolutamente sì, perché diciamo che l'abbiamo catturato in queste, eravamo un po' depressi anche noi, diciamo, questa sera, e quindi abbiamo trovato questo articolo, diciamo, che ora, bando gli scherzi, è estremamente serio e ci dà uno spaccato di come è veramente un po' la storia che purtroppo raccontiamo tante volte anche sulle frequenze di Radio Libertà, come un mondo paradossalmente, magari per certi versi, che è stato riscoperto anche dalle nuove generazioni con la nuova tecnologia e tutto, che diventa un rifugio per tanti, magari anche che si vogliono accostare, però i numeri non sono quelli, diciamo, che possono mantenere il settore in piedi, anche se tanti giorni, però alla fine dei conti viene contaminato da una fortissima competizione, da un fortissimo stress che arriva anche, fatemi dire, questo lo posso dire in prima persona, proprio da persona che ha lavorato nel primario, anche dagli eccessivi, molte volte, regolamenti e dall'eccessiva tensione, perché è un mestiere che ti porta molte volte veramente a contatto con la natura, a contatto con il mondo, diciamo, naturale, quindi impagabile, tramonti, vita all'aperto, ma che ti fa però, diciamo, ormai è questa cappa delle problematiche sempre più difficili da superare, e anche a livello di competizione imprenditoriale. Prima era un mondo in cui riuscivi a lavorare, a fare il tuo, ma come forse tanti altri settori del commercio, dell'impresa, della piccola e media impresa, in cui riuscivi a lavorare, facevi il tuo e andavi sul mercato, avevi un sostentamento. Adesso veramente, per riuscire a lavorare, per importi, per sopravvivere, devi fare veramente un uovo, come si dice, caro amico mio, con sette tuorli all'interno, sette rossi all'interno per riuscire ad andare avanti. Devi veramente riuscire a fare la fusione a freddo e a inventarti qualcosa di nuovo, semmai non sopravvivi. Quindi veramente una cosa difficile che ci tenevo a portare in radio questa sera, perché ci fa capire che molte volte non è rose e fiori, lo raccontiamo sempre sulle frequenze Radio Libertà, le difficoltà del mondo agricolo, ma si ripercuotono veramente anche sul sentimento di queste persone. Guardate, quando si perde la voglia, l'eccitazione anche di intraprendere un'attività, l'euforia di essere contenti del proprio lavoro, siamo un paese finito. Quando si perde la scintilla, siamo un paese finito. E questo è il grande problema che mi preoccupa in queste notizie. Appunto, non faccio niente senza gioia, verrebbe da dire con Mérimée. Il problema è che cioè il fatto è questo, sia il contadino che il pescatore, questo è un discorso che abbiamo fatto più volte sia con Lorenzo che anche con suo padre, vale per il pescatore come per il contadino, si giocano ogni volta una partita a poker con la realtà. Il contadino si gioca una partita a poker con il clima, se la gioca con le gelate, con l'eventuale presenza di infestanti, di animali, cinghiali, eccetera, eccetera. Il pescatore se la gioca con il pesce, gioca a rimpettino fino alla fine, e il rischio qual è? Nel caso del contadino, la malannata, no? Come si diceva una volta, da cui l'espressione mannaggia, malannata aggia, che possa avere una malannata, e da cui mannaggia, mannaia in dialetto. E dall'altro lato
accanto alla malannata c'è l'asciutta, cioè il fatto che tu sei uscito, hai bruciato nafta tutta la notte, devi pagare gli stipendi alla fine del mese, però stanotte non hai fatto nemmeno 20 cassette di pesce. E quindi è un bel problema, perché alla fine del mese poi gli stipendi vanno pagati, il conto al distributore va pagato, eccetera, eccetera, eccetera. Sono Allora, le 17:55 minuti. Non so se volevi aggiungere alcune cose, io però per dovere di cronaca direi ai nostri ascoltatori i nuovi sviluppi e lascio a te la parola, così poi andiamo dritti verso le 18 e lasciamo la parola al nostro direttore con Liberamente, ma prima secondo me bisogna fare un focus su una notizia che avevamo naturalmente esacerbato molto bene, una tragica notizia, un evento drammatico, criminoso, criminogeno, chiamatelo come volete, una schifezza, io dico proprio, per come insomma era stata svolta, come era successo, per come era stata abbandonata questa persona con un braccio, perdonatemi, dentro la cassetta, lasciato morire perché non si è avuto il coraggio di prendersi le proprie responsabilità, e mi assumo realmente le parole di cui sto dicendo, perché quando una persona scappa dalle proprie responsabilità e fa morire un essere umano, veramente si merita la peggiore delle pene, per la gravità, la situazione, qualcuno che lavora per te, che tu abbandoni, indipendentemente dal rapporto che puoi avere con questa persona, perché scappi e vuoi fuggire dalla realtà, c'è rinvio a giudizio ma ti lascio la parola perché almeno leggi te velocemente questa notizia, perché è giusto, perché l'avevamo approfondita, tra parentesi, col presidente di Confagricoltura di Latina, proprio perché purtroppo era venuto in quella zona. Stiamo parlando del caso Singh, del ragazzo di Satnam Singh, che proprio l'anno scorso ha perso la vita dopo un incidente sul lavoro. Ma lascio a te la parola, Antonino. Appunto, prima però di parlare di Satnam Singh vi devo dare un aggiornamento dall'ultima ora. A Berlino c'è un allarme in una scuola elementare, lo batte l'ANSA da pochi minuti, l'ho battuto appena pochi minuti fa. La polizia di Berlino sta intervenendo con forze massicce in una scuola elementare di Berlino nel quartiere di Schmagendorf. L'ha confermato la stessa polizia all'ANSA, aggiungendo che l'operazione è in corso dalle 16:15. La Bild afferma sul portale che l'allarme sarebbe riferito all'ipotesi di un killer seriale sul posto, fatto che per ora la polizia non conferma. Secondo il tabloid, all'interno dell'istituto ci sarebbero ancora i bambini. Tanto vi dovevo e insomma vi terremo aggiornati nel corso della trasmissione. Allora, tornando a noi, Satnam Singh aveva appena 31 anni. Nel mese di giugno lui ha avuto un incidente con un macchinario agricolo che usava senza nessuna protezione e gli è rimasto amputato un braccio. È stato preso, portato via insieme a sua moglie da questo Antonello Lovato, imprenditore agricolo di 38 anni, che è stato accusato di omicidio volontario perché Satnam fu abbandonato, scrive il Messaggero, agonizzante davanti alla sua casa con un braccio amputato lasciato dentro una cassetta per gli ortaggi. Il bracciante morì 2 giorni dopo in ospedale in seguito al grave shock emorragico. Secondo il medico legale, un tempestivo soccorso gli avrebbe salvato la vita. Probabilmente sarebbe bastata una telefonata al 118. Il giudice Barbara Corteggiano, scrive ancora il Messaggero, ha accolto la richiesta del PM Marina Marra, che vuole procedere col rito immediato, in considerazione delle evidenti prove emerse nel corso dell'indagine, basate soprattutto sulle testimonianze dei presenti già acquisite nel corso di diversi incidenti probatori. È possibile che la difesa dell'imprenditore chieda l'applicazione del rito abbreviato, che consentirebbe lo sconto di 1/3 della pena in caso di condanna. In genere la reclusione per omicidio volontario va dai 21 ai 24 anni se, come in questo caso, non vengono contestate aggravanti come la premeditazione. In caso di abbreviato la condanna potrebbe essere più mite, ma bisognerà attendere l'evoluzione dell'udienza il 1° aprile prossimo per avere un quadro più delineato. Torneremo comunque su questa storia. E adesso vi cediamo la linea al direttore responsabile di Radio Libertà, Giovanni Sallusti, per Liberamente. Noi torniamo dopo. Un nuovo